Cambiamo argomento, torniamo a parlare di sanità, prosegue il tour tra i nosocomi e le strutture della regione del vicepresidente Riccardi che è salito a controllare le strutture dell'Alto Friuli ma anche di San Daniele e Codroipa. Vediamo com'è andata. Ma lì ci sono delle ipotesi di lavoro che hanno a che fare intanto con delle coperture finanziarie già assegnate, vedo che l'attività di progettazione prosegue, quindi penso che questi investimenti nell'arco di un anno e mezzo mi sembra di aver capito che i lavori possono essere addirittura completati. Insomma, il sistema va avanti, ricordo che il servizio sanitario di questa regione ha investimenti per circa 400 milioni di euro, quindi sono investimenti molto importanti che devono essere portati avanti con determinazione per migliorare la logistica e l'offerta sanitaria ai nostri cittadini. Sicuramente in alcuni contesti abbiamo visto addirittura il raddoppio delle operazioni, quindi dei dati, quindi questo ha a che fare con la qualità dei professionisti. Quando si sposta un professionista di solito chi si fida di lui gli corre dietro e quindi questo è un dato importante del quale tenere conto. La situazione di Tolmezzo presenta una programmazione che garantisca il servizio, in particolare a un'area come quella della montagna. Insomma, adesso noi avremo modo di ridefinire il modello della governance e poi ci occuperemo della pianificazione sanitaria e vedremo di dare risposta a tutte quelle che sono le esigenze che sono sul tappeto. Gemona è un'altra struttura importante su quale noi insomma, abbiamo fatto anche una battaglia politica, quindi non dobbiamo dimenticarci che cosa abbiamo detto. Io penso che ci sono tutti gli spazi per riuscire a costruire un'ipotesi compatibile col sistema generale e dia la giusta soddisfazione a una comunità che si attende molto dalla nuova organizzazione della salute del Friuli Venezia Giulia. Se posso fare a meno di operazioni muscolari lo faccio ben volentieri perché penso che siano delle energie che possono essere dedicate ad altro. Quindi se dovessero esserci reazioni muscolari, insomma, chi le farà sappia che ci sarà qualcuno che non starà fermo. Io mi auguro che si possa costruire un consenso il più ampio possibile.